Fratello, va. Belli, stiamo mi racconti? partendo, siamo a Palermo. Siamo a Palermo. E questa è la break. E chi sta facendo in bar? Allora, abbiamo qua i lettini. Non mi fate strani pensieri. Quando muoio? Sì, Allora, venite. venite. E intanto vi faccio vedere che sono anche io. Faccio vedere la Questo trailer di... Vi faccio vedere il centro Mali pieni, sono una merda. Aspetta, faccio vedere l'ingresso, queste cose di me. Questa è la stanza, sì. Finalmente si vede che è un bottoso e non si cano caro io. E qua siamo all'area aperta. Massimo di Palermo? Allora, casi mica scavi la camera, facciamo buttare, non ci aspetta un minuto. Scusa, che prendi quella testa? Vada, E casa me ne tenne. Anderle. Scacciamo con l'ultimo da lì, Non zoomare, salvo. Stai zoomando questo, vero? Vabbè, ma io l'ho fatto per qua. Certo, questo l'ho zoomato. Dai, chi gioca, vediamo. C'è un bordello, un bar. Un bordello di coglioni. Allora, questo era l'ostello. Ora poi andiamo a fare visita là sopra Giovanni. Fatto ragazzi un cerchietto così piccolissimo. Prima tappa Palermo, ostello. Gli fini a guarda chi sta fanno? Ti sta distendo? Bellissimo ragazzi. Vediamo anche uno scheletro palermitano nell'ammango. Allora vi faccio capire una cosa. Siamo boys. Allora sì, mi stavo rovesciando da specchia l'autobus. Autobus, ma dove stiamo andando? Faccio un giro, poi andiamo subito. Qua sotto? Prenderò per lui domani. Ragazzi, fate facce serie, cioè, wow. Hai contato per te? Dai, vai. Mario, andate bene, no. C'è la signora, no, è una signora vecchia. Muto. La signora vecchia dice, hai 60 anni, ma gli può essere belli vicini. Allora mi ha accanto il vibratore. Quindi vai in un sexy shop. Vibratore? Sì, vai in un sexy shop. C'è il Questo te lo passo. Scusi, vorrei un vibratore. Ah, che cosa mi consiglia? Allora, abbiamo questo. Questo qua quanto costa? Questo sono 20 euro. Questo qua giallo, come è giallo? Perché questo è il vibratore cinese, è 20 euro, piccolino, ma per piccoli momenti di per rilassarsi così. No, vabbè, è bellino, ma è troppo piccolo. Questo qua quanto costa? Questo è 30 euro, il vibratore è bianco. Ah, bianco? No, ma vorrei qualcosa di più grosso. Questo nero qua quanto costa? Questo è il vibratore africano, costa 50 euro. 50 euro. No, vabbè, ma voglio quello. Signora, quello non glielo possiamo vendere. Voglio quel vibratore. Signora, quello non glielo possiamo vendere. No, voglio quello. Signora, l'estintore non giù. Faccia di Umberto che ride. No, questo è bello. Stereofobia. Guarda, quando una barzelletta Fottiti. Hai ricevuto? Ma non mi occhio solo. Dai, poppo mi vuoi. Vai. Guarda, non racconto un sacco. Vai. Non è una barzelletta, muti. Vai, forza. Tanto hai voglia. Ok, dopo questo andiamo a letto, vai. E cazzo è? Questo è contro l'arancia meccanica che fa. Che? L'arancia meccanica Ma tu pensi alla ragazza che si presta a fare sta cosa? Ma da che schifo, basta. Uno mette su magari sottotitoli di sta cosa. Ci sono, c'è un film, avete da poco sottotitoli. Perché è troppo bello. Ma adesso stamattina è morto. Guarda questo sotto. Ovvio. Che sta video. Sta bloccato. Che ti faccio sapere una cosa. Accondo una stanza. Chi se me le sa fare per forza. Accondo. Aspetta. Duri i devi specchio foto. Perché abbiamo una volta di quella fenomenale. Com'è? Allucinante. Faccia vedere come te la vero, te la. A fare sto movimento per vedere la porta. Accondi. Se tutto va bene, sono i 5. Per sempre te ne scemo. Se tutto va bene,
Io ti sto dicendo che io non ho visto mai una stanza con letto un lavandino. Un lavandino senza cesso. Non ci devo più. Andiamo proprio una merda. No, Piero, piccesco. Oh, onesto, caro sì, i amici la ci secca. Allora, appunto sono i cigni, ma ne stavano bene a dire. Lo testimone oggi. Come erano i cubetti in basso? Stavano fedendo. Non ma. Queste sono le cubette che stavano fidendo. I figli so cane. A fare il bazzo. Come scusa? Adesso ti bazzi. Sì, a volta stanno veramente. Ma non muoio. 6,5 col pisciume buscato. Ieri deve essere specchio. Senti, io lo prometto, Allora ragazzi, faccio vedere come si apre una porta. Rapido. Immagini Ethan pada secondo. Ayo. Si voglio stare un meno da sviso. Dove sei? Poca. Da vedete che stavo uscendo dalla stanza. Ognuno con i suoi mestieri. Allora, successo niente. Occupato. Non abbiamo un giro. Che c'è? Non abbiamo un giro di I ricchi stello, magari. Tutte le stelline. Ecco sfida. Questo è il contest. Si sfrutterà qua. Poi si sfrutterà. Come si svolgerà? Si sfrutterà qua. Guarda che vi imbatto con la sì. Ah, una volta. Siamo lenti? No. Siamo a Brescia. Minchia. Si chiama tu che ti cominciamo. Ragazzi, questo è il cesso. Sono un bazzo. Caso di me. Non c'è bambinetta. A cui vuoi c'era bambinetta? La bambinetta c'è. Ciao. Ah, sai che non piace? C'è un bagnino in una spiaggia. C'è un bagnino ogni tanto. Quando sto ombrato, quindi è un bagnazzo tutto farcito, strapieno di cose. Passa un bambino del biafro, sempre magri. Io non mangio un porto di tempo, quelli che stanno morendo di fame. Quindi il bagnino va a picchiondare, c'è un muzzo pure un dopolino. E il bambino gli fa: bagnino, sono 3 giorni che non mangio. E vabbè, tu puoi fare un bagno. Umberto in coma. Sta scemo. Vabbè, lo so. Un'altra? Io rappresento. Poi il dottor Ward rappresento Catania a Roma. Umberto? Umberto che stai a fare? Svegliati, vai. Oh, ciao. Ritorno in vita. Fanculo tutti e due. E casa ci sono da me. Sì. E questo invece è Mario. Sì. Lui viene da Danesima e ora è a Palermo. Sentiamo noi. Sta andando a tu che fare, diciamo lì.
intervista a Mario. Allora Mario, qui siamo a Palermo, questa tua esperienza, che cosa ne pensi? Stando all'Hip Hop Connection Revolution a Roma, cosa ne pensi? Dare lì è bello, stanotte non dormito. Palermo non mi piace. Poi, cosa ti aspetti di fare lì, di trovare? Allora, divertirmi. Vediamo cosa ne pensa un altro individuo di questo gruppo che sta parlando e ha deciso di casa che ha deciso di partire in rappresentanza, anzi a sostegno di Dr. Watt e Mach. Allora, tu tra un po' stai per prendere per la prima volta nella tua vita l'aereo. Come ti senti in questo momento? Onesto mi sento un poco tranquillo, non lo posso spaventare, non lo posso. Ma quello No, per la Sydney. Vabbè, sì. Oh, Ma ecco a Piero Ricco. questa notte questo individuo non mi ha fatto dormire perché io stavo a portaletta, dice che c'era il freddo. Allora, parliamo col terzo, parliamo col terzo individuo del gruppo che è venuto a sostegno di Dr. Watt e Mach. Allora, abbiamo Piero, detto B-Boy di Kong. B-Boy di Kong. B-Boy di Kong. Allora, Scimmia, io ho una scimmia, B-Boy ora a lo spiego, signore Melofede, vedete, adesso c'è libera, però promuovo a boom. ho capito. E quindi io per agnostico che noi vinceremo sicuramente questo tour del beat, perciò ti neccio del beat, per Allora, dimmi un'altra cosa, tu sei stato anche l'unico tra di noi a dormire stanotte, come ti senti in questo momento? Sono rilassato, L'aereo l'aveva preso, l'aereo? io no, estremamente, a parte, no, ma Hai paura? no, esattamente, perché tanto mi compare tu e mi dai la mano. Ok, va bene, Voglio bene a tutti. l'ho letta così. No, ma qua è l'aeroporto, quindi. Aspetta, Magro, Magro, come ti senti per questo conto se ci sarà tutta l'Italia? Mentre stai partecipando con una crew di Palermo, Dr. Watt che era in forma, cosa ne pensi di questa cosa? Ragazzi, io sono ottimista, non si possono mai sapere le cose della vita, quindi magari andiamo avanti. Ok. Va bene ragazzi, Questo si dice sognatore, ma. Onesto, questo qua, questo Ok, no, adesso male. parla Giovanni. Di nuovo devo parlare, Sei tu il pezzo forte. Allora, Fatemi le domande. faccio la domanda, ma. Vai. Allora, Dottor Watt, cosa ne pensi di questa giornata così nuvolosa? Che domanda di merda. Penso che si farà più di tempo. Guarda, Quando andiamo là, però si sistema qui, lì per giorno. Noi partiamo da Palermo e il tempo qua si sistema. per passare il primo turno a Condor, Una domanda, un'information, lei sa già le che dovrà affidare? No, questo non lo posso sapere, il sorteggio sarà fatto... Come si sente in questo momento? sorteggio. Come si sente? Come si Come sente mi in sento questo momento? stanco e che non ho dormito niente perché sotto c'era un medico. Ma lei combatterà per avere questo Io combatterò trofeo? certo, sempre, per rappresentare. proprio, bene, che siamo? Ok, Un saluto a tutti. Ma no, che a Palermo. Salve, io sono Piero, qua siamo all'aeroporto di Fiumicino, stiamo cercando di ricominciare la valente di Sabbo, e si tiene, È vero, che c'è un ragazzi. detto, noi Siamo testimoni, stanchi, però ce la faremo. combattiamo, ok, ciao. dopo c'è me combare, vediamo se c'è la valigia di Sabbo. Quindi al Fabrizio diciamo che da te non Sabbo ha trovato la valigia. Sabbo, ringrazio la signorina che ti ha fatto pagare 18 euro di... Mario si è perso. Mario è là che gioca col computer. Però le posso uscire. Posso buttare sicuro Mario stacca, Mario. Mario, stacca, oh. B-boy, B-boy. Sto piacere no. Allora, mi guarda a me, che non capisco come si chiama. Come è andato il viaggio? Benissimo, male. 2 ore. Tu stai provando il grande momento, il grande show. Quale c'ha male?
Come vuoi lasciare stai? A quando ci chiamano l'altro perché se non ne pessono. Dai, stiamo tutti di soli. Sarà tagliati che mi stai buttando qua. Una bomba a mano di merda. Tutti minchiati. Niente come giù. Ah, dove questo? Sta durando una raccada, ma. Vediamo. E c'è dell'Ave Maria. Vediamo nero su di. No. Ascolta. Aspetta che incontriamo anche i nostri compagni. Sì. Vabbè amici, noi B-Boy siamo appena arrivati qua alla stazione. Tu parla, Piero, io riprendo. Di Roma. Possiamo dare le belle signorine. Di tutte. Scusa. Io una sigaretta. No, non fumo. Ma vuoi che cosa mi chiedi buttando? Tu tranquillo, forti. Salve! I biboitori! Allora, quest'ora prenderemo il treno per arrivare a Termini, poi ci incontreremo a Timbuttina, come si chiama, poi ci incontreremo con gli altri. Questo spiegherò Alle tre, Alle 3 inizierà il contest eliminatorio, noi ci sentiamo carichi, io con sta panza spaccherò il mondo, di voi di Congo on the road e on the fly. Che cazzo dici, mare? On the side, andate in volo, no, perché abbulaio. Ok, Bellissimo. un saluto da Di Kong, Va bene. Remian, Vediamo qualcuno. e lui che cazzo è miglia male? Roma, stiamo andando a stazione di Tiburtina. Ma perché poi siamo a Roma? No. Non parliamo, Se notare gli occhiali Ti salvo. hai indossato esatto. Per guardare che fa. Hai capito? Ma non era questo il gioco, vai. Così sono adene. Non E metti di vedere, guarda. Dai, che gare. Che scuria. Il pianto. Ma io faccio qua. Ok. Che c'ho vuoto. Tieni piano. Avanti, Tieni chiudete. pieno. Che fai? Vai, in quadro. Cioè, Mario, io non ci... Devo venire io, nei miei video io non devo venire. Ma che vuoi? No, ma no, quanti gigabyte sprecati proprio. Ora ne costruire poi. Non ho spiegato qua, bravo. Però questa è la cosa che era. C'è, Quando mandi il trailer. sui flash. Sui flash. E lì mi testa di salto. Capito, normale che me lo tipo tempo qua, no, ma Dopo. Oh, A tutti. Ciao. Ciao. scusa, la puoi postare dopo? Ah, è così? Siamo in arrivo a Bacchio Leonardo. A Barco. Bacchio, allora è giusto capito. Bigliards. Era la prima Bigliards. Di Denbank. Questo mi pare che è un lago, questo è tutta la codigliera. Sì, la padiere. Video ragazzi! Ciao uomo. So si è mosso. Sì, c'è qualcosa. Che stai qua? Che cazzo? Da Roma non ce ne prende tu mai. Sfigati! E pensare che mi chiamano. Ma che ci fai qua? No, ma dai, che mostruoso. Merda! Bestiale! Bestiale! È una bella città, se devo dire, la mia proprio. La cuccia. Meglio di fare il video, fratello. Romani. Renditi conto, va, renditi conto. Renditi conto, andiamo a finire. Ma com'è andata? No, gli devo scattare una foto, non è giusto. Ma sei mosso. Andrea! Andrea! E poi qua c'è. Però una. Tanto per. Che cazzo di video fai? Bene, ti faccio video a minchia, non ti preoccupare. Fratello, cazzo è bello. Vai. È un video, coglione! Ma che cosa fare? Vai, no, un piccolo peso per il culo. Vai,
c'è l'occhio bottone, Piero, c'è l'occhio bottone. Ma non era vecchia. Questa è vecchia. Chi era? Che tempo fa campacci? Piero, che è Piero? Umberto, che si dice? No, un po' stanco, stiamo rovinando il sacco. Ancora manca una patente. Ho preso la sciarpa. È È la cosa che mi ha segnato la giornata. chiaro come fare senza la tua sciarpetta nuova? Era un regalo. Regalo. Peccato Marco. Mi spiace. Però tu chi mi conti invece? Ridere veri, ridere Marco. Quindi hai capito, facciamo una sfida del film italiano. Ah sì? Vabbè, non è male come giudizio. No, ma è troppo brutto, se non si squarci non la palle buone ce ne dicono guarda, che vuol dire? Scusa, Ma sono stiamo tutte ragionando. scritte. Non è che sono squadrunque le prese, Sui band. Sì, ma con 36 squadre, Cosa ne pensi di questo Cavento di contest? minchia, guardi, Cosa ne pensi di questo contest? Di questo contest onestamente mi aspetto molte cose positive, soprattutto per l'apprendimento dei giovani. Oggi va, Mario che sta facendo male. Black Dance. Sta cercando male. Che non devi chiedere a poca metropolitana. Quando c'è sole, dicendo a me dove? 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 Ci eravamo? Ci siamo arrivati? Venite qua. Ma questa è una specie di Vietnapolis. Andiamo a prendere metro. Si scala. Digli non veniamo fino a lì. Aspetta, noi non andiamo andato a fare. Sulle cose. No ragazzi, avete soldi nel cellulare? Se ci chiamo io, sbagli il numero. Però ormai qua volevo dire, non vende. Ah! Ma che vedi? Ci vuole, chi ci vuole? Ma qui ci chiama, non c'è io. 340. C'è un bar. Per minuti già aspettiamo a te. Vedete ne siamo? Io sono insoddisfatto di me stesso. All'aeroporto. Io non mi piace. Io non mi piace. Ragazzi. Io ho visto i video con l'ospedale. Ma io no ragazzi, io sono soddisfatto di me. Dai, fammi un video netto. E so che potrei fare ancora.